I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto you. L'albero dei frutti d'oro. Oggi da Lugano vi racconto questo aneddoto, ve lo leggo. C'era una volta un imbroglione che fu catturato e condannato a morte. Chiese clemenza perché gli venisse salvata la vita e per convincere i giudici offrì un segreto sbalorditivo, il metodo per piantare alberi capaci di produrre frutti d'oro. La notizia giunse al sovrano, che pensò valesse la pena di fare un tentativo. L'imbroglione spiegò che era pronto a dimostrare la sua straordinaria capacità. Gli sarebbero serviti soltanto un pizzico di polvere d'oro e una pala. Il sovrano accettò. Ma se non è vero, finirai nelle mani del boia, sentenziò il sovrano. Il mattino seguente il re, insieme a tutta la sua corte, si ritrovarono nel giardino reale. L'uomo si inchinò profondamente davanti a tutti i nobili e disse: Sua Maestà, vedrà quanto è semplice. Io scaverò una piccola buca nella terra, vi metterò un pizzico d'oro e per 3 giorni verserò un secchio d'acqua. Il terzo giorno l'albero spunterà e porterà 3 frutti d'oro, che a loro volta potranno essere seminati e diventare altri alberi, ognuno carico di frutti d'oro. Allora, si spazientì il re, smetti di chiacchierare, semina l'oro. Se fra 3 giorni da ora non vedrò i frutti, finirai sul patibolo. Oh, sommo signore, piagnuchelò il furbo imbroglione, non posso farlo io direttamente. Tale segreto funzionerà solo a una condizione. La mano che semina l'oro dovrà essere talmente innocente e non aver commesso mai nulla di ingiusto. In caso contrario, il prodigio non avverrà. Per questo motivo, come Sua Maestà potrà ben comprendere, non mi è possibile utilizzare il segreto da solo, per me stesso. Ma Sua Maestà è nobile e clemente, pertanto potrà compiere questo gesto. Sì, lui non poteva perché era stato condannato per aver commesso qualche reato, quindi non aveva la mano pura e innocente. Il re afferrò la vanga, ma gli venne in mente quello che aveva commesso durante l'ultima guerra in difesa del regno. Le mie mani grondano di crudeltà, compiute in guerra verso i nemici. Renderei vana la magia. È bene che ci provi qualcun altro, pensò il re. Allora fece un cenno verso il ministro del tesoro, ma il ministro, invece di avvicinarsi, si ritrasse. Oh, magico sovrano, ti ho sempre servito fedelmente, ma una sola volta, mi è occorso un incidente increscioso nella camera del tesoro. Un pezzo d'oro è rimasto attaccato alla suola delle mie scarpe e così, pezzo d'oro che si attacca alla suola, va bene, brontolò il re, sarà il mio incorruttibile giudice supremo a impugnare la pala. Il giudice rifiutò con un inchino. Volentieri lo farei, sire, tuttavia in questo momento sta per iniziare un importante processo a cui non posso assolutamente mancare. Scusatemi. Il re si voltò a destra, a sinistra e vide che pian piano ministri, gentiluomini, consiglieri, cortigiani se l'erano squagliata. Allora si mise a ridere e rivolto all'imbroglione disse: Me l'hai fatta, furbo delinquente! Così ora so per certo che nessuno è innocente, neppure io. Ho capito la lezione. Prendi i tuoi soldi, vattene e non farti mai più vedere. È un po' il senso di chi non ha fatto nulla, scagli la prima pietra, chi è innocente scagli la prima pietra. Tutti noi nella nostra vita abbiamo commesso degli errori, siamo umani, tutti noi magari abbiamo fatto qualcosa che non sempre è così tanto bello e dicibile, qualche piccolo scheletro dell'armadio può esserci, però apriamo quegli scheletri perché davvero se abbiamo imparato la lezione, se abbiamo imparato possiamo andare oltre. Perché se stiamo là a giudicare sempre gli altri, se stiamo a condannare gli altri, forse sarebbe il caso che pensassimo un po', perché se noi abbiamo e creiamo abbondanza possiamo continuare a generare abbondanza e nell'abbondanza la vita crescerà. Se invece giudichiamo, critichiamo, condanniamo, alla fine condanniamo anche noi, perché chi è libero dal peccato scagli la prima pietra, diceva qualcuno molto più saggio di me, e quindi andiamo oltre, impariamo la lezione e facciamo un passo oltre. Ciao, da Nicoletta è tutto, a presto, ciao ciao. You would never want for me. I gave you hell through all the years. So